La Commissione ha deciso di assegnare 5 premi, di cui 2 ex aequo al secondo posto, come pure 2 ex aequo al terzo posto, e di riconoscere una menzione speciale ad uno studio di particolare interesse ed originalità. Il primo posto spetta a Riccardo Belfanti. Cesare Mozzarelli è stato docente universitario, sempre con una grande attenzione per gli studi mantovani, gli studi su Mantova e soprattutto sulla corte. In effetti ci siamo trovati in difficoltà per il numero e per la qualità dei lavori, e questi studi diventano anche degli strumenti importanti di conoscenza e di gestione futura del nostro patrimonio storico-architettonico. Il lavoro, organizzato in 7 capitoli più un'introduzione, è ricco, esauriente e approfondito, con sistematicità, e affronta un tema di notevole interesse scientifico e di grande rilevanza anche per la storia mantovana. Erano lavori molto ben organizzati, molto ben studiati, con ricerche intense dal punto di vista bibliografico e dal punto di vista anche archivistico, con anche una regia espositiva, così che sono stati accompagnati da rilievi, da anche immagini fotografiche molto ben disposte, e tutto questo ci fa capire che quanto i giovani oggi producono è materiale eccellente. Sono giovani qualificati che hanno la possibilità di guardare il futuro con serenità, perché quando si lavora in questo modo sicuramente si troverà un'occupazione. Io sono quasi commossa per questa partecipazione, soprattutto perché le tesi anche scientifiche di mio marito passano, soprattutto nelle tesi di storia, e ormai sono, diremo, patrimonio comune. Sono anche molto contenta a sentire i curricula di questi giovani, veramente ricchissimi, pur essendo questi molto giovani. Il premio alla 7ª edizione ha avuto, come dire, tanti partecipanti, e anche questo fa piacere. Che mio marito sia ricordato per la sua umanità e per il suo lavoro scientifico è una cosa molto consolante. Grazie. Vorrei soprattutto sottolineare che il premio è una felice realizzazione di una collaborazione tra enti pubblici, enti di ricerca e privati, che dimostrano sensibilità nei confronti delle esigenze della ricerca scientifica, e io credo che nulla si può fare se non vi è un impegno notevole da parte dei privati in termini di attenzione, di investimenti e di collaborazione.